Nonostante le condizioni meteo avverse, entra nel vivo la 15ª edizione di Jazz and Wine of Peace. Il Festival Cormonese ha avuto anche oggi altissimi livelli di presenze, così come gran parte degli alberghi nella zona. E domani gran finale con il concerto di Joe Jackson. Maurizio Merva. Trasferta a Nova Gorizia per Jazz and Wine ed anche con la pioggia il Kulturni-Dom è tutto esaurito perché sul palco c'è Gaetano Liguori con il suo New Quintet, Filippo Vignato al trombone, Piero Bittolo Bon al sax alto, Roberto Del Piano al basso e Filippo Monico alle percussioni. Il jazz ormai è diventato una musica trasversale, cioè parlare di jazz adesso allo stato puro è molto difficile, mentre diciamo che negli anni 70 c'era ancora il musicista rock, il musicista jazz, adesso è un modo di far musica universale. Tra il pubblico prevalenza austriaca e tedesca. Tantissima musica buona e il vino dobbiamo aspettare la sera. Veramente emozionante. Da brividi. It was excellent. I like wine because it's good for the communication. Nella tenuta vinicola di Angoris invece il virtuosismo di Enver Ismailov. Il chitarrista ucraino mixa sonorità balcaniche e ritmi jazz con la tecnica del chordal tapping. Oggi con la giornata difficile di pioggia e di allagamenti possiamo solo abbracciare gli appassionati e gli amici che sono venuti qui fino a Nova Gorizia per questo concerto. Purtroppo sarà sempre più difficoltoso, viste le ultime notizie che vengono dalla disponibilità di fondi pubblici per quanto riguarda la cultura. E stasera alle 20:30 al Comunale di Cormons il trio spagnolo di Chano Dominguez con i suoi flamenco sketches. Dopo Cormons, Friuli Venezia Giulia è ancora jazz. Tra 2 settimane inizierà il volo del jazz a Sacile.